Buonasera spettatori e spettatrici del canale Twitch Scuola Veneto Scacchi. Siamo qui per presentare una nuova puntata, una puntata dedicata alle associazioni scacchistiche dilettantistiche del Veneto, in particolare ad un circolo nuovo, gay, proprio nato da pochi anni, quindi di storia a lungo termine, ma di un circolo interessante e direi un circolo che è come un albergo diffuso, nel senso che ha tante sedi, ha sedi a Altavilla, a Monigo, a Meledo, anche ad Arzignano e Gueville. Qui entriamo a vedere direttamente il presidente di questo circolo del Vicentino Scacchi Benici, o meglio la presidente Monica Grandi, che saluto e ringrazio della partecipazione. Grazie di di averci invitato. Sono un po' emozionata perché sinceramente sono neoeletta, per cui mi trovo subito ad affrontare questa trasmissione per me, con questa carica nuova, che per me è una nuova esperienza, appunto, come dicevo. Bene, la nostra Monica ha sostituito la nuova presidente del Circolo Scacchi Benici, ha sostituito un'altra presidente che è Miriam Scalco, che lo è stata fino a poco tempo fa, perché la nomina di Monica è avvenuta da pochissimo tempo. Sì, qualche 10 giorni. 10 giorni. E quindi io dicevo prima che mi sembra che ci sia una somiglianza con Federica Pellegrini e del resto si trova adesso a nuotare in questo mare scacchistico che è veramente complesso perché richiede diverse abilità e certamente Monica saprà dare il suo contributo. Ma veniamo alla prima domanda, Monica. So che non sei propriamente una scacchista, ma vuoi dirci come sei diventata la presidente dell'Associazione Scacchistica Dilettantistica Scacchi Benici? Beh, diciamo, a scacchi non ci so giocare, però mi sono avvicinato a questo mondo così entusiasmante grazie a mio figlio, alla maestra Miriam, che noi abbiamo conosciuto a scuola con il progetto Scacchi. Da lì poi abbiamo cominciato a partecipare ai tornei, ho sempre cercato di dare una mano come volontaria al circolo e mi sono messa a disposizione nell'ultimo consiglio direttivo perché sapevo che una mano va sempre bene e il consiglio mi ha nominato, per cui mi sono trovata, ero partita per dare un supporto e sono tornata a casa con la carica. Spero di riuscire, anche perché appunto mi fermava un po' questo fatto che non so giocare, però ho vari collaboratori, sono tutti molto bravi, molto precisi, e per cui ho accettato soprattutto per questo motivo, perché so che ho veramente dei bravi collaboratori e dei bravi anche genitori che ci aiutano e sono molto volenterosi. Ottimo. E bene, ti hanno dato questa patata bollente, ma certamente tu saprai portare un contributo prezioso ed è bene ed è importante che ci siano delle presidenti appunto di genere femminile nel mondo scacchistico, che è prevalentemente maschile. Ma adesso veniamo a chi diciamo è un po' il fautore, il factotum del circolo Scacchi Benici, che è uno scacchista di vecchia data che ha fatto tantissimo per il gioco degli scacchi nel Veneto, nella provincia di Vicenza in particolare, ma un po'
tutto il Veneto e anche è stato componente del Consiglio del Comitato Regionale Veneto Scacchi. E naturalmente mi riferisco ad Aldo Danese. Salve Aldo, buona serata a te. Dici qualche cosa del Circolo Scacchi Velici, che non è il tuo primo circolo, ma che naturalmente hai, credo, contribuito a formare e a dare un grandissimo impulso. Ciao a tutti. Sono tuttora facente parte del direttivo del comitato regionale, anche se a ranghi ridotti, perché le società sono diminuite grazie al lockdown. Tu sai, Sergio, che quando si siede sotto un numero anche i consiglieri calano, perché certo, da 7 diventano 4. Naturalmente il lavoro è sempre per 7, però alla fine. Il circolo Scacchi Velici è nato perché dopo, molti lo sanno, sono stato il fondatore anche del Palladio di Vicenza, assieme con un gruppo di amici. Poi dopo questi anni mi sono trasferito da tutt'altra parte della città, cioè a Altavilla, che vado verso l'Olivo. Ovviamente tutto il mio lavoro con le scuole si è trasferito, a parte qualche scuola, però ormai tutte le scuole sono qua nella zona e di conseguenza i ragazzi avevano un po' di difficoltà a andare al circolo di Vicentino Palladio che si trovava in città. E così, un po' per questo motivo, un po' perché alcuni genitori hanno detto dai che facciamo qualcosa anche qua, e in modo particolare con Enrico e con Valerio e qualcun altro che al momento non c'è, abbiamo fondato questo circolo un paio d'anni fa. Tutto qua, il circolo sta crescendo molto bene, molto bene. Ne sono convinto Aldo, certamente insomma con tutta la passione che ci metti e tutti insomma le attività e gli sforzi che fai, non potrà che essere così. Poi insomma mi pare che si stia creando anche proprio un gruppo, come diceva Monica prima, importante, si sia già creato e si stia allargando. Dicevo prima che insomma come un albergo diffuso si sta espandendo un pochino a macchia d'olio in diversi paesi. E torniamo a te, Monica, con un'altra facile domanda, semplice domanda, non ti chiederò di scacchi propriamente. Vuoi descriverci un attimino qual è l'attuale composizione del consiglio direttivo che adesso presiedi? Certamente, allora, sono io come presidente e Valerio Vitaliani è il vicepresidente. Poi ci sono c'è Aldo, direttore tecnico, c'è Enrico Rossi, abbiamo poi Del Bianco Dario, Pasin Danilo, Motterle Paolo, che sono consiglieri. Abbiamo varie sedi, come dicevi te, e diciamo che Enrico Rossi segue la zona di Lonigo, Aldo segue Altavilla, Valerio Meledo, poi abbiamo un altro paio di sedi che sono seguite, hanno dei referenti che non ci sono in collegamento con noi. Abbiamo Arzignano con il referente Giorgio Pieropan, Arte di Montecchio Maggiore, che è anche la nostra sede, c'è Maurizio Caron, che è un volontario, si rende disponibile. A Due Ville ci sono io, che non sapendo giocare, appena riusciremo ad aprire, avremo un ragazzo, uno dei nostri ragazzi, che è cresciuto con Aldo, soprattutto con Aldo, e poi ha fatto un bel percorso, è un candidato maestro che è disposto ad aiutarci a insegnare ai ragazzetti che vogliono imparare, e speriamo insomma che ben presto possiamo tutti riaprire. Certo. Ce lo auguriamo tutti, ed è importante, come dicevi, insomma, che ci siano dei giovani. Questa operazione che è stata fatta da Aldo e poi proseguita da altri è fondamentale per avere
della linfa nuova, diciamo così, per avere un bacino di giocatori, ma anche poi giocatori che diventano istruttori e più avanti che diventeranno, diciamo, entreranno in funzioni organizzative, direttive e quant'altro. Bene, abbiamo detto un paio di occasioni che il circolo, diciamo, l'associazione artistica dilettantistica delle Precini Scacchi Iberici è costituita da varie locazioni, diciamo, luoghi dove si gioca, diverse sedi. Abbiamo detto Lonigo, Due Ville, Altavilla, eccetera. E allora io vorrei introdurre i fiduciari di due di queste sedi, precisamente della sede di, se non vado errato, di Lonigo e di Meledo, che sono Enrico Rossi e Valerio Vitaliani. Chiederei quindi a loro di dire qualche cosa sul modo con cui si sono accostati al gioco degli scacchi, su quella che è la loro funzione, di dirci anche se sono scacchisti o istruttori o entrambe le cose, e qualche magari aspetto relativo alla loro funzione all'interno del circolo. Prego Enrico e Valerio, iniziamo da Enrico magari. Bene, sì, buonasera allora. Come dicevi prima, Sergio, tutti quelli che fanno parte del circolo nostro, bene o male, sono entrati in contatto con Aldo, che è il nostro fulcro. Quindi così è stato anche per me. Sono entrato in contatto con Aldo nella doppia veste, quella di genitore, avevo dei figli all'epoca, parliamo del 2014 mi pare, che frequentavano la scuola primaria dove erano attivi dei corsi di scacchi, e dall'altro lato come insegnante, perché proprio nello stesso anno c'era la proposta della federazione di creare dei corsi per insegnanti. Ecco, quindi Aldo è venuto nella mia scuola, che è quella di Lonigo, l'Ita Trentin, a fare un piccolo corso per insegnanti, e da lì insomma ci siamo conosciuti, e da lì è nato insomma questo, un po' anche questa passione. Ecco, io non sono propriamente un giocatore, sono un appassionato, che comunque poi ho fatto anche il corso come istruttore divulgativo per portare questa passione anche all'interno della scuola superiore, dove a volte si pensa che magari i ragazzi non siano tanto così attirati dal gioco degli scacchi. Invece è stato un successo, siamo riusciti a organizzare, sempre con l'aiuto di Aldo e altri colleghi, 4 tornei. Era diventata un po' una tradizione che poi la pandemia ha interrotto, di fare il penultimo giorno di scuola un torneo, che aveva un sacco di iscritti, eravamo arrivati ad avere anche 50-60 ragazzi che si iscrivevano per così sfidarsi durante la mattinata del penultimo giorno. E ripeto, l'abbiamo fatto per 4 anni, poi purtroppo dal 2020 siamo fermi. Per quanto riguarda invece la sede di Lonigo, abbiamo il comune che è particolarmente attento e favorevole a questa attività, quindi ci sostiene parecchio. Abbiamo la sede vicino alla biblioteca, che è quella delle Barchesse, dove i sabati, insomma pandemia permettendo, ci si trovava dalle 2:30, diciamo, fino alle 5:30 più o meno, con varie attività che andavano dal gioco libero a dei piccoli corsi per chi era interessato. Ecco, questa per adesso è la mia esperienza. Bene, e allora sentiamo cosa ci dice Valerio della sua esperienza se non sbaglio, Meledo, credo. Sì, allora la mia esperienza, buonasera a tutti intanto. Io negli scacchi ci sono arrivato un po' da solo, non conoscevo nessuno, e la passione degli scacchi mi è nata così un po' per volta, però ce l'avevo da dentro
ancora da quando ero giovane, anche se non sapevo giocare, però questo sport e questo gioco mi attirava sempre molto. Tanto più che vi faccio anche una confidenza, che quando mi sono sposato con Sonia, il regalo che abbiamo fatto come bomboniera per i nostri invitati è stata una scacchiera fatta da noi, fatta in falegnameria, quindi i pezzi no, i pezzi in legno li abbiamo comprati, però la scacchiera vera e propria, quello sportellino che si apre e si chiude per posizionare i pezzi, abbiamo fatto tutto noi, quindi è stato un bel lavoraccio, però è stato molto gradito, no, come regalo. E detto questo, poi ho cominciato a giocare un po' da solo dopo i 40 anni e quando ho cominciato a passare questa mia passione anche a mio figlio, e in occasione di qualche torneo che andavamo un po' in giro, mi ricordo di aver incrociato Aldo in treno che stavamo tornando da Venezia, eravamo andati a fare un Grand Prix. E lì ho conosciuto Aldo e poi l'ho visto sempre più spesso, ma non solo lo Aldo, anche altre persone, e per cui dopo insomma ci si conosce tutti quanti. E, per quanto riguarda la mia attività a Miledo, ho sempre fatto dei corsi sabato mattina, adesso causa cambio lavoro dovrò spostarmi lì nel tardo pomeriggio, e dopodiché nella mia attività qua all'interno del circolo ho cercato sempre di dare una mano dove ce ne fosse bisogno. Particolarmente a cuore è il progetto del camp, e poi ho seguito in maniera particolare anche i campionati studenteschi a squadre a livello regionale che abbiamo fatto qui a Brendola. Ecco, questo è quanto. A Brendola appunto avete fatto la finale del regionale del campionato a squadre giovanile, di quelli che diciamo sono indicati come, non ricordo bene, ma una volta erano i giochi sportivi studenteschi, ha cambiato diverse denominazioni, e ricordo di aver portato anch'io una squadra di Padova, e lì diciamo c'è stato un episodio credo unico nel suo genere, perché accompagnavo una squadra della scuola superiore, ebbene una squadra femminile, una delle scacchiste, non ricordo bene se era in terza o in quarta scacchiera, quando ha sentito il nome della squadra si è precipitata verso lo spazio dove si giocava, quindi dagli spalti, è scesa giù, soltanto che è incappata in un piumino e ha fatto un volo, letteralmente un volo sul pavimento. Dopodiché sono tornato a casa molto molto tardi, perché se no ho dovuto andare al pronto soccorso con la macchina. È stata una vicissitudine unica. Vabbè, e comunque insomma tutto si è concluso nel migliore dei modi. Ricordo quell'episodio è stato spiacevole, è un peccato che succedano questi fatti. Si spera sempre che non succedano mai, purtroppo qualche volta capita. Sì, ma comunque ne parlo proprio diciamo come curiosità, e come tutto si è risolto positivamente, e diciamo che ha fatto una mossa un po' particolare lei in quel caso. Forse aveva pensato ad un altro sport e non a quello scacchistico, perché è veramente raro che un giocatore a scacchi si faccia male. In quel caso è successo. Ecco, e torniamo allora diciamo a vedere proprio una manifestazione. So che una importante manifestazione si è svolta in una delle vostre sedi, un torneo
un torneo a 2 ville, se ne sono svolti diversi, ma il torneo di 2 ville nel febbraio 2020 c'è stato anche un filmato, e pregherei la regia di mandare in onda il bel filmato che è stato realizzato in quell'occasione. Bene, eccoci qua in studio dopo la visione di questa breve clip molto carina, molto simpatica sul torneo di 2 ville 2020 che si è svolto in febbraio e direi subito prima della chiusura un po' dei tornei, nel senso della riduzione perlomeno a causa della pandemia, che ha notevolmente, come tutti sapete, limitato i tornei e tutte le attività scacchistiche. E vorrei allora rivolgere ancora una domanda alla presidente Monica Grandi, che non è ancora maestra internazionale di scacchi, visto che era passato come sottotitolo Alberto Marp, che è un maestro internazionale, quindi non era lui sotto false spoglie. Va bene, allora, bene Monica, allora ci puoi dire se comunque siete riusciti ad organizzare, a tenere aperta qualcuna delle sedi o eventualmente a fare qualche attività di diverso tipo, didattica o di tornei, di gare, con la modalità online, cioè a distanza? Guarda, inizialmente quando c'era già ancora il lockdown mi ricordo che erano stati attivati dei tornei online organizzati da Aldo, da Valerio, sul gruppo, diciamo, sul nostro gruppo WhatsApp avevano organizzato. Poi un po' alla volta qualcosina è ripartito, non come volevamo, però so ad esempio che Aldo ad Altavilla in biblioteca è riuscito ad organizzare qualche corso. Valerio è stato bravissimo perché ci ha creduto e siamo riusciti a fare il camp anche quest'anno ed è andato benissimo. Poi lui ce ne racconterà sicuramente. Adesso vediamo, c'è stato qualcosa anche a Brendola, nei centri estivi. A Lonigo si riparte, se non erro, la settimana prossima, e anche a Veledo. Mi sembra che Valerio mi abbia detto proprio stasera che spera di riuscire a partire la settimana prossima. 2 ville siamo ancora fermi perché la nostra situazione non è proprio delle migliori, perché sembra che c'è ancora tante classi in quarantena, per cui il nostro comune vuole andare un po' cauto e stiamo aspettando che la situazione migliori. Per cui qualcosina dai, non ci lamentiamo, siamo riusciti a fare anche qualche torneo anche a settembre a Lonigo. Il comune di Lonigo diciamo che ci aiuta parecchio perché crede nei progetti che gli presentiamo. Abbiamo fatto un torneo a settembre
ad ottobre siamo riusciti a fare altri 3 giorni di un torneo, è andato bene anche quello, per cui qualcosina siamo riusciti a muoverci, non come vogliamo, però siamo fiduciosi. Bravi, bravi. Certo, farete sempre meglio e speriamo che insomma anche questo periodo un pochino di difficoltà passi. Conoscendo Aldo ed essendo venuto a conoscenza insomma anche di altri componenti del direttivo e di come tutti quanti vi dedicate con passione alla diffusione del gioco degli scacchi, ma in particolare alla diffusione tra i giovani e nelle scuole, vorrei a questo punto sentire una giovane scacchista, o meglio, una giovane scacchista che direi può dirci la sua esperienza, e cioè Lucia Emilio, che saluto intanto e ringrazio per la partecipazione. Ciao Lucia. Ciao a voi. Praticamente 10 anni fa. Ecco, dici un po', la mia Lucia, da chi hai imparato? Sì, scusa, vai pure, volevo sapere appunto da chi hai imparato il gioco degli scacchi e come sei entrata nel circolo scacchi iberici. 10 anni fa più o meno, all'elementare è stato inserito il progetto Scacchi a Scuola e come insegnante è venuto Aldo, che ci ha seguito dalla terza alla quinta elementare, e da lì mi ero iscritta al circolo Palladio e dopo, appena si è creato gli scacchi iberici, mi sono iscritta lì e insomma ho sempre seguito Aldo su quello che ha fatto e tuttora diciamo che lo seguo. Brava, bene. Diciamo insomma, che abbiamo adesso in presenza insomma, una giocatrice di scacchi che inizia un po' la sua carriera scacchistica, spero che la prosegua nel futuro e che ha già raggiunto il titolo di terza nazionale. Vuoi dirci qualcosa, Lucia, anche delle tue esperienze agonistiche, tornei individuali a squadre che hai fatto, magari soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, quelli che ti hanno anche permesso di crescere e di arrivare al titolo di terza nazionale? Allora, per quanto riguarda i tornei individuali, ho partecipato alle nazionali di Salso Maggiore di 2 anni fa ed ero arrivata settima a livello italiano. Dopo abbiamo fatto quelle diciamo online appunto causa pandemia, lì ero arrivata quarta, mentre quest'estate ad un torneo a Jesolo ho raggiunto la terza nazionale. Per quanto riguarda invece tornei a squadre, diciamo che ho sempre portato avanti a livello studentesco, sia dalle elementari che tuttora alle superiori, e in questi anni comunque l'ultimo torneo diciamo, che si è potuto fare 3 anni fa a livello studentesco a Montesilvano siamo arrivate terze e dopo siamo andati anche ad Arco con la squadra del circolo e lì, se non mi sbaglio, ci eravamo classificati quarti. Bravi. Ottimi risultati. Bene, allora io spero che tu prosegua e che tu faccia altri tornei, raggiunga importanti traguardi e prima di quelli naturalmente, visto che sei studentessa dell'ultimo anno, che tu possa dare uno scacco matto ai tuoi docenti che ti verranno a fare l'esame. Grazie Lucia. Grazie. Allora, veniamo ora a discutere, a vedere qualche cosa di un importante progetto, è stato citato già un paio di volte dai nostri ospiti, che appunto è stato
stato pensato, è stato individuato ed è stato portato avanti da diverse persone, da Aldo Danesi, da Valerio Vitaliani e da tanti altri, progetto che è stato messo in campo ed è il progetto Campo. Chiederei alla regia a questo punto, prima di parlarne con i nostri ospiti, di mandare un breve filmato che mi sembra carino e molto esplicativo. E rieccoci qui in studio e dopo la visione di questo bel filmato, devo dire fatto proprio bene, che ci ha illustrato i diversi momenti di questo progetto che vede naturalmente come protagonisti i ragazzi, ma che vede coinvolte tante forze, tante energie per riuscire a realizzarlo. E proprio a proposito di questo progetto e delle varie diciamo problematiche, delle varie risorse che sono state necessarie per poterlo realizzare, vorrei sentire qualche cosa da Valerio Vitaliani, che è uno dei fautori e degli organizzatori importanti di questo progetto. Dici qualche cosa, Valerio, a proposito appunto di campo, di questa attività. Sì, allora il campo di scacchi è nato dalla nostra iniziativa per dare modo, dare un'opportunità ai nostri ragazzi, ai nostri bambini di passare una settimana lontano dalle loro famiglie in un ambiente che li potesse favorire nella socializzazione, nel gioco, nell'apprendimento e nello svago. Noi ce l'abbiamo messa tutta da organizzare. Il primo camp è stato nel 2019, poi l'abbiamo ripetuto quest'anno perché nel 2020 non è stato possibile. E siamo stati fortunati a fare un grande gruppo, trovare dei fantastici cuochi, dei bravissimi istruttori e ogni anno avevamo animatori giovani che erano all'altezza delle situazioni, per cui si è creato un bel gruppo e il nostro obiettivo era sì formare e allenare gli atleti agonisti che dovevano prepararsi per i campionati nazionali, che dovevano essere di lì a poco,
dopo una settimana, ma anche far passare una settimana di svago lontano dai cellulari o da altre tecnologie, perché tutta quella sia cellulari che tutto erano requisiti potevamo lasciare solo un momento dopo cena per i seduti a casa, e poi tutti quanti vivevano al 100% nella socializzazione con gli altri, per cui ecco, è stata una settimana molto impegnativa dal nostro punto di vista, però anche molto gratificante. Ecco, questa è l'esperienza che posso portare io, e non posso far altro che ringraziare tutti quanti si sono prestati per poterlo fare, perché sia i cuochi, sia gli animatori, quasi tutti gli istruttori erano lì totalmente a livello gratuito, insomma, quindi è stata una faticaccia, ma veramente è stata una bella soddisfazione. Al di là che qualcuno possa essere diventato più bravo o no, Certo. sicuramente qualcosa in sì, ma questo era l'obiettivo, far stare insieme i ragazzi e farli giocare. Complimenti, grazie Valerio. Qualcosa magari vuole aggiungere Aldo sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto della selezione dei ragazzi, o sotto l'aspetto dei preparatori degli allenatori, preparatori che avete chiamato per poter, diciamo, seguire i ragazzi sotto l'aspetto tecnico del gioco degli scacchi? Aldo, cosa ci puoi dire? Sì, intanto dobbiamo anche ringraziare anche Enrico, perché la sede dove ci troviamo, che è qui a Schio, praticamente l'ha trovata Enrico Rossi, dove mandavano i ragazzi che facevano i centri estivi probabilmente del suo istituto, perciò già è stato un grosso vantaggio avere già una sede sicura vicina. Poi per quanto riguarda i gruppi, cioè chi è venuto, abbiamo fatto dagli 7 anni, 8 anni fino ai 18, e abbiamo formato 4 gruppi. Abbiamo trovato per i migliori, per i 7-8 ragazzi migliori, da Piano, che tu conosci, che è un maestro fide e che ha seguito praticamente i più forti, e sono cresciuti. Poi c'ero io come istruttore, che prendevo un gruppetto di media forza, Vitaliani, che ha seguito i bambini, e c'era anche Mirko Mafri, che è il gruppo di Tiene, che anche lui ha seguito un gruppo suo. Certo, il bello di tutto questo è che alla fine c'era il gruppo che si preparava le tavole, il gruppo che lavava i piatti, il gruppo che preparava le tavole, e c'è stato un divertimento sicuramente. E il progetto è che adesso vogliamo allargarci, riuscire a fare un qualcosa ancora più grande, prendendo tutto lo stabile se è possibile, e cercare di fare arrivare anche giocatori forti del Veneto, ma con la presenza addirittura di qualche giocatore di livello internazionale come istruttore. È una cosa che vorremmo fare, insomma. Sì, io spero che possa continuare, che possa allargarsi, sia dal punto quantitativo che dal punto di vista qualitativo, come stavi dicendo, perché credo sia importante. Abbiamo dei posti nel Veneto dove poter realizzare questi progetti, abbiamo anche degli istruttori e delle forze notevoli, e quindi sicuramente si potrà solo migliorare in futuro. Aldo, tu sei anche direttore tecnico del Circolo Scacchi Venici, e come direttore tecnico scusate, credo che abbiate organizzato diversi tornei, manifestazioni importanti. Vuoi dirci magari gli ultimi tornei o manifestazioni che avete organizzato? Lì sempre l'Unigo è stato, l'Unigo e Brandon sono stati i centri
in cui abbiamo fatto dei tornei, e due ville dove avete visto il filmato del grosso torneo che è stato fatto giovanile. Beh, il Grand Prix è praticamente è uno dei tornei che io seguo praticamente tutto il Veneto, perché come tu sai sono io che preparo le tessere, che faccio le variazioni di tutti i giocatori, che preparo le medaglie e tutto il resto. A Giuliano è stato fatto un Grand Prix anche lì, ed è proprio a Luligo che abbiamo fatto il primo torneo internazionale. L'abbiamo fatto nel bellissimo Palazzo Pisani, che è stato gentilmente concesso dal municipio, del comune di Lonigo. Poi subito dopo abbiamo fatto la finale dei, come si chiamano, dei promozione. Sì. Abbiamo avuto 2 gironi della promozione del campionato italiano a squadre, e abbiamo praticamente appena finito un altro torneo weekend con più di 100 giocatori. E qua il comune ci aiuta, e già abbiamo messo in cantiere 3 tornei per il prossimo anno. Praticamente un altro Grand Prix in febbraio. L'intenzione in settembre di ripeterlo sicuramente, proprio perché il comune lo vuole, quello di Palazzo Pisani. Poi abbiamo un'aspirazione, vediamo se riusciamo a ottenerla, dare i grossi organizzatori a livello italiano, portando qui, vorremmo, dopo sai com'è, dipende da tante cose, portare qui i campionati italiani a squadre, quelli che quest'anno si sono svolti a Acqui Terme. Sarebbe un colpaccio. Sarebbe un colpaccio, dico. Sarebbe un colpaccio, perché probabilmente i CIG Under 18 non si sono mai svolti in Veneto, credo. Che io sappia, tornei sì, campionati italiani giovanili sì, anche a squadre, a Caule, a Jesolo, però credo che i CIG non siano mai stati giocati qui a livello italiano. Sarebbe bello. Certo. Aldo, e ancora una cosa, visto che tu segui anche soprattutto cioè, i giovani ragazzi, certamente avete un buon, ottimo numero di ragazzi che ha iniziato a giocare a scacchi. Vedi qualche punta, qualcuno di particolarmente promettente, oltre alla nostra Lucia? Ma qua serve fare un torto a qualcuno a dire che uno è migliore dell'altro. Abbiamo degli ottimi giocatori, perché partendo dal più anziano, tra virgolette, che è Ghiotto, Marco, che è il candidato che già sta seguendo anche lui qualcuno, e via via scendendo con il figlio di Valerio, che è un candidato anche lui, con Pasin, che è un candidato anche lui, con il figlio della Monica, che è una prima nazionale, con Celadon, che è una prima nazionale, con Edoardo Giraldi, che è una prima nazionale. Cioè c'è molta carne al fuoco. Sentendo i grandi maestri che conosco, perché hanno occasione di vedere i ragazzi giocare, mi hanno detto che vedono bene sia Alex che Pasin, ma forse per l'età, e allora forse verranno così. No, perché gli altri sono peggio, però magari siccome giocano spesso hanno notato più questi ragazzi, lì. Però dal mio punto di vista io punto tanto anche su Marco, gli italiani. Sicuramente. Ghiotto è il momento di stadi, che sta un po', sai com'è, 18 anni. Certo, per metà un po' di passaggio. La regia è una bronza querta, sai come si dice, no? Può esplodere, perché ha fatto fatica, sembrava, anche perché è molto impegnata nello studio, è una che vuole sempre il massimo, non gli basta poco sotto il massimo, no, vuole sempre andare in basso, perciò si impegna molto nello studio. Però sicuramente anche lei la vedremo presto, se continua così, prima nazionale, insomma, sicuramente. Bene, molto bene. Bene, allora siamo quasi arrivati alla termine di questa puntata, e vorrei allora, per concludere, ritornare alla nostra Presidente
presidente, alla vostra presidente, diciamo così, Monica, a cui chiederei se vuole aggiungere qualche cosa ed in particolare quali sono gli obiettivi suoi di tutto il direttivo per il prossimo 2022. Già abbiamo sentito tante idee, tanti progetti, ma non solo per il 2022, ma anche per gli anni futuri. Volete diventare il primo circolo del Veneto, magari? No, oddio, guarda, siamo partiti da qualche anno, per cui un passetto alla volta stiamo cercando di rafforzare e piantare bene le radici, perché abbiamo visto, come diceva anche Aldo, stiamo cercando di far crescere i ragazzi, perché il nostro obiettivo principale è l'attività giovanile. Abbiamo delle persone molto preparate, degli istruttori molto preparati, che siamo sicuri riusciranno a ottenere ottimi risultati da tutti i nostri giovani. Per cui speriamo di riaprire al più presto i circoli, speriamo di riuscire a ottimizzare e incentivare ancora di più le scuole a scacchi nella scuola attraverso gli insegnanti. Speriamo che la scuola creda in questo progetto, perché ci sono professori, maestri che ci credono, altri che magari fanno fatica perché magari pensano che qualche ora potrebbe essere dedicata in altre maniere. Questo è il nostro obiettivo principale. Tornei, perché così i ragazzi possono mettere in gioco le proprie capacità, imparare ad affrontare gli avversari, che è sempre molta fatica, poi soprattutto trovarsi davanti magari a sconfitte dopo ore di gioco, però imparare anche quello, che non è facile. Sì. Comunque vediamo che abbiamo tantissimi ragazzi, tantissimi bambini, sono tutti entusiasti e noi ci crediamo. Bene, allora io vi auguro in bocca al lupo e ringrazio te e tutti quanti i componenti del direttivo con le varie funzioni che svolgono nel circolo di scacchi iberici. Ringrazio anche Lucia come rappresentante scacchista dei giovani degli scacchi iberici. Ringrazio il regista Dario Bellinato e tutti gli spettatori che hanno seguito questa puntata, che è la prima del mese di dicembre, quinta della rubrica diciamo legata ai circoli del Veneto e la penultima dell'anno. Vi do appuntamento a tutti quanti per la seconda e l'ultima puntata di dicembre, il 15 dicembre, con un maestro internazionale, Alberto Barth. In questo caso è proprio Alberto Barth e non Monica. Grazie ancora a tutti e buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci a tutti, ciao. Arrivederci. Ciao.